God Save the Wine, la serata rock per eccellenza, non poteva mancare Stefano Bottega, che non ce l'ha fatta avvenire, ha provato in tutti i modi, ha ritirato fuori la giacca di pelle che gli sta ancora dal liceo. Bottega che è, vabbè, con le sue bottiglie dorate molto impatate, sicuramente è un'azienda di vino che riesce a essere rock, cioè moderna e alla portata anche di chi il vino non si fa spaventare. E però ricordiamo che Bottega è anche un grande produttore di Amarone e con tutta la linea delle grappe. Ecco, è facile dire che il Prosecco è rock, no? Le bottiglie. Invece l'Amarone perché potrebbe essere definito rock? Allora, anche l'Amarone è sicuramente rock, soprattutto in questi ultimi anni, perché sta vivendo proprio un nuovo momento, sta vivendo un rinascimento, visto che ora va anche di moda, no? Parlare di rinascimento, e poi vabbè a Firenze, quindi meglio che qui parlare di rinascimento. E nel caso specifico nostro l'Amarone noi ce lo giochiamo tutto in casa, cioè l'uva con cui poi faremo l'Amarone, le vinacce che sono anche quelle nostre, da cui facciamo due grappe, una fresca e una invecchiata, è passata in 3 legne, dove dentro riusciamo a mettere 10 annate diverse, e quindi diciamo alla fine facciamo un blended di 10 annate. Ecco, quindi sicuramente, però ecco, l'essenza dell'Amarone, l'Amarone, allora io direi che l'Amarone è rock, però è più una ballad, con questa nota un po' dolce di frutto, certo, di queste power ballad tipo gli Scorpions, tipo i Motley Crue, e invece ecco magari sulla grappa secondo me entra un pochino più la batteria, un pochino più di... Certo. Un pochino più da appassionati. Sicuramente, vuoi perché ad esempio la barricata e questo modo con cui noi la presentiamo è unico di questo, diciamo, blended. La bianca che deriva da una bacca rossa è comunque una grappa che tendenzialmente tende anche a al secco, ad avere alcune note secche, e quindi è una grappa che tende sul tradizionale, mentre la barricata, lavorandola con i 3 legni e tutto e via di seguito, e quindi ecco perché diciamo è più una ballad più, mentre quell'altra è una ballad con l'assolo di chitarra nel mezzo. Esatto. Vediamola così. Grazie. Diciamola così. Grazie a te.